Quindi poi ogni dovremo cambiare stanza. In questo caso oggi abbiamo una stanza in più, quindi la prima stanza dura 20 minuti, poi passiamo alla seconda stanza che saranno altri 20 minuti, poi la terza è di 40 minuti e l'ultima è di 40 minuti. Questo per motivi rendicontativi e ogni relatore. Ciao Laura. Buongiorno a tutti, ciao Michele. Eccola qui, Laura. E quindi abbiamo già attaccato la registrazione e stiamo quasi per partire. Stavo dicendo che per motivi rendicontativi ogni relatore ha il suo link, poi ci sono degli interventi esterni che abbiamo richiesto per dare maggior valore all'intervento del relatore, però dove io ho citato il relatore ho dovuto assegnare il link, quindi per una questione prettamente formale che si deve sorreggere, ecco. Quindi così. Allora, vediamo un po'. Cominciamo a mettere mano alla regia. Ok. Diciamo che l'incontro di oggi prevede proprio questa ampia profondità, nel senso che solo 2 ore cercheremo di capire cos'è questo modello di open government e ci aiuterà per fortuna Piensoft nella sua esplicazione, diciamo, e Laura ci racconterà un po' le esperienze, quindi cominciamo prima con le esperienze di come abbiamo fatto, come è possibile attivare della partecipazione nei territori, con qualche esempio di partecipazione montana fatta proprio nella nostra provincia. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Poi dopo parleremo di un inizio di approccio mobile first da parte del governo, da parte del nostro Stato con l'app Io. Quindi una cosa doveva essere l'app trainante del momento e invece parliamo di altri tipi di app. E poi dopo avremo il direttore dell'unità operativa strategia ICT e agenda digitale Luca De Pietro alle 10. Poi Zo Romano ci parlerà del tema di come questa partecipazione può diventare proattiva e nell'epoca, nell'era Covid, abbiamo visto delle esperienze di proattività dal basso, di cercare soluzioni dal basso, di situazioni che magari normalmente la pubblica amministrazione avrebbe potuto gestire, ma con una velocità diversa, diciamo, no? E poi parleremo degli Innovation Lab e delle palestre digitali e vedremo il caso della primo che è stato attivato, che è a San Donà di Piave con Sebastiano Mestre, che ci racconterà che cosa hanno fatto e come sono partiti. Quindi diciamo stiamo già dando una risposta, vedremo che cos'è la teoria e vedremo che cosa potrebbe essere nella pratica. Nel Veneto si sta provando a fare e per fortuna siamo avanti, diciamo, ecco. Allora, sono le 9, non faccio perdere troppo tempo, vi lancio un video di, di presentazione, oggi sarà con l'audio, attenzione.
Probabilmente da quello che mi avete scritto non si sente neanche oggi. Diciamo che Meet è la piattaforma che è indicata principalmente per riuscire a fare questi eventi, e quindi vediamo un attimo di vi mando il link del video sulla chat. Potete andare anche a trovarlo su YouTube nel canale della Regione Veneto, e si chiama Tutorial FSE, quindi Tutorial Poll FSE 14-20. Allora, mentre vi mando il link, vi presento Laura, che diciamo che si occupa di fondi, si occupa di sviluppo, ha una esperienza importante in Agid e ha cominciato la carriera, non so se appena post laureata in Google o con Google o per un progetto Google, non lo so. Ci racconterà in breve chi è e l'esperienza di partecipazione possibile legata allo sviluppo delle politiche digitali dei territori e dell'agenda digitale del Veneto. Buongiorno Laura. Buongiorno a tutti, ciao Michele, grazie per l'invito e ovviamente grazie anche a tutti i relatori che hanno anticipato me e i relatori di oggi, perché ho seguito i precedenti incontri e sono stati molto interessanti. Sicuramente il tema di oggi è un tema molto sfidante, quindi provo a presentarvi per capire il motivo per cui Michele mi hai coinvolto in questo intervento introduttivo. Io sono una business developer nella definizione, quindi mi occupo di sviluppo di business sia per pubbliche amministrazioni che per imprese. In particolare nella pubblica amministrazione, come dicevi correttamente, sono stata per 5 anni un riferimento per i territori, sia prima a nord e poi tra nord e sud dell'Agenzia per l'Italia Digitale, e quindi mi sono occupata proprio di toccare con mano quello che è lo sviluppo digitale delle amministrazioni, nel tentativo anche di supportarle in questo percorso piuttosto complesso e che durante il periodo Covid ovviamente abbiamo riscontrato come essere un elemento importante, quindi per essere preparati anche alle difficoltà. Quindi diciamo che nel mio percorso, oltre ad Agid, poi ho fatto attività di assistenza tecnica, tra cui quella alle aree interne, poi magari entrerò un po' più nel merito, anche in Agordino, oltre che in Comelico, in altre aree, poi vi racconterò un po' l'esperienza, e questo il tema della partecipazione, dell'approccio anche alla partecipazione a cui le pubbliche amministrazioni sono oggi chiamate per poter affrontare un cambiamento. In questo momento, peraltro, e da pochi giorni, sono un responsabile come change management di un progetto del DAR, del Dipartimento Affari Regionali, Autonomie, che si occupa di accompagnare le unioni di comuni e i comuni che si sono fusi negli anni passati, proprio nel tentativo di usare queste tecniche, quindi nuove metodologie di partecipazione legate alle tematiche del digitale, dell'ICT, della digitalizzazione, delle competenze, perché ovviamente questo rimane sempre un tema centrale. Citavi Google, che sicuramente è stata una delle esperienze più importanti e quella che mi ha dato sicuramente una formazione molto, molto importante per poi affrontare tutte le altre attività che ho svolto, perché è stato un processo invece di digitalizzazione per le imprese, ma che non cambia poi, cioè digitale è digitale per tutti, non importa essere una PA o un'impresa. È comunque un tema di competenze e un tema di curiosità nell'affrontare, a mio avviso, molte di queste tematiche, perché bisogna studiare tutti i giorni. È un tema che corre molto molto veloce, quindi richiede anche una flessibilità, una capacità di adattamento da parte delle persone, sia nelle aziende che nelle pubbliche amministrazioni. Proviamo a entrare un po' nel merito, provo a dare qualche spunto, perché poi i relatori che mi seguono e che conosco molto bene entreranno sicuramente nel merito di altre esperienze
di progetti che rispetto al tema della partecipazione saranno molto interessanti da affrontare, da ascoltare, e che per certi versi ho incrociato con sicuramente con Peersoft ci siamo visti incrociati in molte occasioni con Luca De Pietro e con la Regione su tutte le esperienze di digitalizzazione delle azioni dell'agenda digitale. Ci siamo incontrati quando abbiamo redatto l'agenda digitale, facevo parte di quel team al tempo, l'agenda digitale 2020, e lì abbiamo iniziato un percorso effettivo di partecipazione, di copartecipazione. Abbiamo girato tutta la regione e abbiamo incontrato non solo i principali stakeholder, ma anche i cittadini, comunque anche chi poteva dare un riferimento, un supporto nel definire quali sono i fabbisogni. E il concetto di fabbisogni, il tema della partecipazione, credo sia il tema centrale. Questo lo dico perché nell'esperienza anche che ho fatto in Agid abbiamo visto, come dicevo prima, tutte le regioni, tutti i contesti e tutte le realtà territoriali, e la cosa importante è sempre stata proprio quella di ascoltare, perché ascoltando era più facile poter portare al centro e portare quindi all'amministrazione centrale, ed era questo il ruolo dell'account manager, cioè portare quelli che sono i fabbisogni di un territorio, quindi capire come costruire un nuovo servizio che risponda poi effettivamente ad un bisogno del cittadino. E anche un bisogno dell'amministrazione, perché spesso quello che noi abbiamo rilevato, e questo purtroppo rimane un elemento chiave, è il tema della burocrazia, quindi una quantità eccessiva di passaggi da fare per portare a terra un progetto o un qualsiasi processo. Quindi in tutto questo, dicevo appunto anche nell'esperienza in particolare di Agid, abbiamo cercato di far capire l'importanza del ruolo di una figura che è quella del responsabile per la transizione al digitale, che alcuni chiamano digital manager, ma chiamiamolo in qualsiasi modo, purché questa figura abbia delle competenze trasversali, perché qui non è solo questione di avere competenze tecniche, che sono sicuramente fondamentali. Il codice per l'amministrazione digitale parla non di responsabile, ma di ufficio per la transizione al digitale. Questa è una cosa che più volte con le amministrazioni che ho seguito io, ma che anche i colleghi hanno seguito in tutta Italia, abbiamo cercato di far capire nell'importanza, pur con i limiti che ci rendiamo conto esistono, perché assumere personale in un'amministrazione o trasferirla da altri uffici che stanno all'interno magari di altre direzioni, di altri servizi, non è una cosa semplice da fare, ma il responsabile ha proprio il ruolo di anche change management, cioè quindi è la figura che deve transitare l'amministrazione e tutti i suoi servizi, e deve avere quella che noi definiamo la visione. Quindi questo è il primo termine su cui voglio concentrarmi, perché partecipazione, per arrivare in quell'abstract dell'intervento di oggi, si parla di Smartland. Smartland è un concetto molto interessante, però Smartland si ha solo se abbiamo delle persone con una visione, altrimenti è molto difficile poter attuare quelle tantissime misure e interventi che il codice dell'amministrazione digitale, il piano triennale prevedono e che ricadono poi sul cittadino. Quindi come primo elemento direi che concentrare di più l'attenzione delle amministrazioni su questa figura e su queste figure a livello territoriale, ecco il termine partecipazione che torna. I responsabili per la transizione al digitale devono essere figure che operano in community, cioè devono poter dialogare tra loro. Sappiamo che questo non accade perché purtroppo abbiamo cercato più volte di indicarlo e di segnalarlo dove questo accadeva, che la figura magari è o il segretario generale nell'amministrazione, che quindi ovviamente ha ben altro a cui pensare oltre al tema del digitale, oppure comunque una figura che si occupa anche di altre tematiche, che non ha come unico compito quello di occuparsi di digitale, perché il digitale non è mai visto come una priorità, e quindi in qualche modo passa tra i tanti aspetti che comunque devono essere affrontati, ma che non sono l'aspetto centrale
Sicuramente il Covid in questo è intervenuto perché ci ha messo nella condizione di dire che oltre alla sanità il digitale è l'altro tema chiave, no? Su cui dobbiamo porre l'attenzione, e quindi diciamo, ci ha costretti in qualche modo a ragionare in modo diverso. È anche vero che appena è finito il lockdown mi sono resa conto che già qualcosa è cambiato, si è tornati subito indietro. Quelle che erano le promesse un po' che ci eravamo dati, poi alla fine sono state un po' smentite. Invece, secondo me, non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare a ragionare proprio con un'altra mentalità, cioè dobbiamo pensare che le piattaforme, gli strumenti, quella che oggi ci supporta e ci sostiene, cioè è un aiuto importante anche per le amministrazioni, e su questo arrivo al concetto di partecipazione che non è stata compresa attraverso lo smart working, perché ad esempio il fatto di lavorare da casa non è smart working, e questo è stato uno dei concetti che non è passato, a mio avviso, durante il periodo di Covid, perché il fatto di lavorare con tutte le metodologie e gli strumenti, penso al design thinking, che è una delle modalità, ma è una delle tante modalità con cui si può fare coprogettazione e co-design, e che è assolutamente efficace perché consente in poco tempo di arrivare a un obiettivo e potrebbe aiutare molto anche e soprattutto la pubblica amministrazione nel fare open government. In realtà è molto poco usato e non si conoscono gli strumenti, le piattaforme che consentono anche online di poter gestire una riunione, un incontro con queste modalità. E quindi torniamo al tema ovviamente delle competenze. Tra l'altro appunto il Covid è arrivato in un momento in cui non c'erano le premesse probabilmente sia tecniche che le skills digitali proprio per affrontarlo, quindi fondamentalmente per lavorare in questo modo. E a questo punto diciamo che l'altro tema che si pone è proprio il concetto di territorio, perché il concetto soprattutto di luogo, perché il luogo è diventato in questo periodo il nostro PC, è diventato Zoom piuttosto che Teams, sono diventate un po' il nostro luogo virtuale, che però non deve togliere l'attenzione dal luogo reale. Quindi non possiamo fare tutto online e non possiamo fare tutto in presenza, dobbiamo trovare quel giusto equilibrio, e appunto, come dicevo, la partecipazione e gli strumenti che oggi abbiamo per lavorare in questo senso dovrebbero consentirci di cambiare rotta e quindi di creare quel giusto mix tra il virtuale e la presenza, quindi il luogo fisico. Poi ne parleranno sicuramente i relatori successivi, però il bando che la Regione Veneto ha approvato sull'azione 231 del FESR per l'Innovation Lab è decisamente un'azione di visione da un lato, ma soprattutto di territorio, perché è una sfida ovviamente, quindi è all'inizio e sarà curioso capire anche come verrà recepita nel tempo, però il concetto di Innovation Lab è proprio quello che dicevamo, quindi è combinare il virtuale con il fisico, quindi con la relazione che deve avvenire all'interno di questi spazi. Quindi è a mio avviso attraverso la combinata di questi due elementi che sarà possibile parlare realmente di Smartland, ma solo se appunto abbiamo tutti questi fattori, quindi i responsabili della transizione, che però tra loro fanno community. Con Agid avevamo avviato un percorso di community anche degli RTD, quindi una piattaforma dedicata, e sicuramente la piattaforma aiuta, ma ripeto, non è l'unico strumento che può supportarli nel fare partecipazione territoriale, perché è necessario comunque lavorare in presenza e lavorare sul ruolo dei soggetti aggregatori territoriali. Questo perché? Perché ci sono comunque all'interno delle regioni, all'interno comunque del sistema nazionale, dei soggetti che trainano, quindi dei soggetti che hanno la capacità di coinvolgere e appunto di creare quelle occasioni di partecipazione necessarie per trainarne anche altri. Quindi sicuramente la regione come ente che fa un po' da capofila, ma sul territorio anche
delle realtà più piccole, ma comunque che sono più vicine al cittadino e che il cittadino vede quindi come un riferimento. Ma queste devono essere tutte collegate tra loro. Se non c'è un collegamento, e quindi attraverso l'Innovation Lab questo dovrebbe essere possibile, diventa molto più difficile arrivare all'obiettivo comune, perché se ognuno sviluppa un'app, prima citavi questo riferimento e quindi lo riprendo, cioè se ognuno parte quindi in modo autonomo e sviluppa in modo autonomo delle soluzioni, sicuramente non si realizza la Smartland, che insomma è un po' oggetto dell'incontro di oggi. L'altro aspetto che sta limitando un po' la costruzione, secondo me, di processi di questo tipo è il fatto che tendenzialmente il dipendente pubblico è preso dalla burocrazia, è comunque in qualche modo concentrato molto su aspetti di quotidianità, che gli impediscono di guardare oltre, quindi gli impediscono quella visione che invece sarebbe comunque fondamentale da parte di tutti, non solo del responsabile per la transizione al digitale, perché dovremmo avere tutti la possibilità, dovrebbero averla tutti i dipendenti pubblici, di poter seguire dei corsi, di poter avere la possibilità di lavorare in uno spazio fuori dal loro ufficio e vedere che cosa succede, ad esempio appunto in un territorio, all'interno di un Innovation Lab, passare una giornata a lavorare all'interno di quegli spazi, perché così si può avere un confronto reale e si può anche programmare il futuro in modo diverso. Quindi il concetto che a questo punto introduco è quello di team, è quello di gruppo. Il fare team, il fare squadra è una cosa che purtroppo è ancora difficile da accettare e da approcciare. Lo vediamo con quello che anche in questi giorni viene recepito nella differenza tra centro e periferia, chi lavora ad esempio in grandi città ha occasione di lavorare in spazi magari di co-working o comunque di coprogettazione o simili a quelli che sono i concetti di base di Innovation Lab, mentre le periferie fino ad oggi non avevano questa opportunità, avevano meno opportunità. Quindi senza dubbio lo spazio, i luoghi di cui stiamo parlando anche con questo intervento regionale possono essere un'importante premessa per avviare attività di team, però ci vuole chi guida e chi coordina in modo strutturato questi interventi. Penso sicuramente in particolare ad alcuni aspetti. Uno è la base degli Innovation Lab stessa, che è il tema degli open data, un tema che è stato oggetto anche di questi webinar, di questi workshop, quindi ne abbiamo già parlato, ne avete già parlato molto, ma che rimane un importante tema su cui fare team, sì. Nel senso che comunque insomma Piersoft ne parlerà più di me e ne ha già parlato le volte precedenti, è il suo tema ed è giusto che venga affrontato da chi poi tocca con mano questi aspetti, perché consente un confronto e consente di liberare un po' la creatività di tutti, perché gli open data ci consentono di combinare dati, informazioni per creare valore. E questo valore lo creiamo per il territorio, per le imprese e per l'occupazione. Quindi Laura, facciamo che poi magari in coda all'evento, se ti va, continuiamo il discorso facendo anche una tavola rotonda dove vediamo, approfondiamo. Intanto è tutto serratissimo perché oggi abbiamo questa stanza in più. Passiamo nella stanza successiva, vi ho mandato il link e ci vediamo di là.